Noi andiamo subito a parlare di leucemie, come vi dicevamo, con l'aiuto della regia manderei subito in sovrimpressione il numero verde che si potrà chiamare nella giornata di domani dalle 8 alle 20, questo servizio lo offre l'AIL, il numero verde è 800 226 524, è un numero verde a cui appunto telefonare per ottenere tutte le risposte, i dubbi su questa malattia e ci sarà attivo domani dalle 8 alle 20. Intanto ci colleghiamo col nostro ospite Renato Bassan, primario di ematologia all'ospedale All'Angelo di Mestre. Buongiorno dottore, partiamo dai numeri. Quali sono i numeri di questa malattia in Veneto? Disponiamo di dati ottenuti recentemente dal servizio epidemiologico della regione che parlano di una incidenza annua di neoplasie ematologiche di circa 2.500 casi. 2.500 casi e di questi circa 750 sono leucemie. Leucemie sia acute che croniche dell'adulto e del bambino. Per intenderci, le leucemie dell'adulto sono circa 250 nuovi casi annui che vengono gestiti nei 5 reparti principali del Veneto in associazione ai circa 10 punti ematologici secondari di secondo e terzo livello esistenti in regione. Questo è dunque il grosso del lavoro svolto dalle ematologie venete. Qual è adesso la percentuale di cura quando si contrae questo tipo di patologia? Abbiamo dei dati molto eterogenei a seconda dell'età dei pazienti. Naturalmente ai pazienti giovani viene offerta una chance di cura decisamente superiore rispetto all'anziano, soprattutto nei bambini, nella leucemia acuta linfoblastica pediatrica, che ha una percentuale di cura che si attesta ora sull'80-90% e scende via via per le leucemie acute per gruppi di età progressivamente crescenti. Vi sono poi delle differenze a seconda della tipologia della malattia. Alcuni casi, come la leucemia acuta promielocitica, abbastanza rara ma trattata con dei protocolli estremamente precisi e dedicati, può dare una percentuale di cura di circa il 90-95%. Mediamente, parlando di leucemie acute, la guaribilità dell'adulto si attesta sul 50%. Diverso il discorso per le leucemie croniche, notevoli gli avanzamenti terapeutici e le prospettive di sopravvivenza sono molto migliorate in queste ultime forme. In ogni caso, progresso lento ma costante su tutta la linea. Ed è sicuramente fondamentale la ricerca. Ricordiamo che l'AIL proprio in questi giorni ha la campagna per il 5 per 1000. Dal punto di vista appunto della ricerca, quali sono i passi avanti nella ricerca di base e in quella invece clinica? Come dicevo poc'anzi, il progresso è continuo ma è relativamente lento, procede per tappe logiche che sono pianificate e verificate prima dalla ricerca preclinica e poi dalla validazione clinica. Uno studio clinico richiede tra i 5 e i 10 anni per dare delle informazioni definitive ed essere quindi trasferito, se il caso, nella corrente pratica clinica. È un processo lento che segue delle regole precise ma che ha dato nel corso dei decenni dei decisi contributi a migliorare la sopravvivenza di questi pazienti, trasformandole da malattie incurabili negli anni 60 a malattie nelle quali si deve e si cerca assolutamente di ottenere la cura in una proporzione di pazienti sempre maggiore. Il lockdown a causa del Covid ha rallentato la raccolta fondi? Ha sicuramente rallentato in parte la raccolta fondi per l'impatto socio-economico che ha avuto nella popolazione in generale, riducendo di conseguenza tutti quelli che sono i margini di contribuzione economica volontaria, ma comunque la riduzione è stata relativa, sembra relativa, assolutamente non disastrosa, e resta quindi alta l'attenzione dei nostri concittadini verso
iniziative di supporto e di volontariato di alto valore. E quindi alto profilo. ribadiamo una volta di più l'importanza anche di dare contributo per questo tipo di ricerca. Ringraziamo moltissimo il nostro ospite e grazie ancora a Renato Bassan, primario di ematologia all'Angelo di Mestre, e ora vediamo le